Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Ricettina da sballo molto semplice, dinamica, fresca, simpatica, che addirittura si può cucinare nell'ambito che voi cucinate praticamente la pasta. Quindi faremo dei buonissimi spaghetti con tonno, quello delle scatole praticamente, limone, olio d'oliva, dei capperi e prezzemolo e timo limonato. Poi logicamente le solite cose, sale, pepe e compagnia varia. Allora, un attimo solo. Allora ragazzi, prima cosa molto importante, il prezzemolo fresco. Il prezzemolo fresco è molto importante. Un bel limone, dove andremo a prendere praticamente la scorza. Possibilmente se l'avete biologico ancora meglio, anche un po' di basilico non guasta. I pomodorini non li metteremo proprio perché c'è la presenza anche del limone. Quindi andiamo a mettere qui. Poi prendiamo una manciata di capperi. Bella manciata di capperi qui. Andremo che andremo a togliere, a lavare e quindi togliere il sale presente. Quindi una ricetta che è molto veloce. Allora, normalmente ci vuole molto prezzemolo, abbastanza, quindi si dovrebbe tritare, però io quello che non consiglio mai è di non tritare mai le spezie. Di farlo a mano semplicemente perché così il sapore rimane tutto integro, mentre con la lama del coltello la spezia tende a ossidarsi, quindi parte tutto il suo buon sapore. Quindi abbiamo lavato un po' i nostri capperi che andremo adesso ad agitare. Laviamo bene il nostro limone, perché quello che ci servirà principalmente è la scorza del limone, non la parte bianca, mi raccomando. In questo caso qua non aggiungete olive proprio perché c'è il limone, però comunque potete sostituire il limone con delle cipolle rosse che sono sempre ottime, quindi si può sostituire con delle cipolle rosse e quindi potete aggiungere anche le olive e i capperi e potete aggiungere anche dei pomodorini belli freschi, piccolini, tagliati. Allora, scatoletta di tonno, prendiamo, normalmente ci vorrebbero 200-300 grammi, ma chi la cardina non ci sta niente, sta nell'aria. Allora, aprite le scatolette di tonno e incominciate a condirle con i capperi, con una parte di capperi, del basilico, del timo, del prezzemolo, e rimanete fino a quando non l'olio che andrete a mettere nella padella non si riscaldi. Potete anche aggiungere un aglio volendo. Allora ragazzi, abbiamo preparato un trito fatto a mano di timo limonato, basilico e prezzemolo, magari oggi. Quindi una parte l'andremo a mettere qui, ok, nel tonno, l'altra parte invece andrà nella padella. La stessa cosa i capperi, li schiacciate leggermente, vedete? E li mettete qui. Per il momento non aggiungete sale, ok? E diamo quindi una mischiata, rompendo anche il tonno. Adesso io consiglierei di farli stare una decina di minuti, quindi nel frattempo che mettete l'acqua, incomincia a scaldarsi l'acqua, già il tutto è pronto. Per quanto riguarda l'olio delle scatolette, io vi consiglio di buttare tutto l'eccesso, ma un po' di olio della scatoletta non è che male, perché
comunque punge anche da insaporitore. Adesso prendiamo una grattugia ed andremo a grattugiare il limone. Abbiamo quindi grattugiato il nostro limone. Adesso di questo limone noi andremo a prenderne praticamente il succo di mezzo limone. Non voglio spoccare questo coso, metterlo a lavare. Lo faccio così. E già sono mamma! Allora, babà, stai sotto i piedi. Su, mon dai. Mo sicuramente saranno i commenti, ma come sei cattivi con il cagnolino, violentato, l'hai dato il calcio. Mamma mia, ma quanti scemi che ci stanno qua giù tu. Allora, quindi prendiamo il succo di mezzo limone. Voilà. Volendo potete metterne anche un po' di più, però va bene così. Voilà. Tutto sporco. Allora, babà, allora, ciao. Ok, allora adesso possiamo anche incominciare ad accendere il nostro gas, se ci riusciamo. Voilà. Quindi siamo riusciti ad accendere. Abbassiamo un po' la fiamma. Oggi non mi sento mi sento un po' insicuro. Allora, quindi aspettiamo che si riscalda un po' il nostro olio ed andremo ad inserire come prima cosa il nostro limone. Dopodiché andremo a inserire il succo di limone. Dopo il succo di limone andremo a inserire i nostri capperi. Questo è un piatto che deve essere fatto così a sequenza. Dopodiché andremo a inserire le nostre spezie ed infine andremo ad inserire il nostro tonno. Cotture? Boh, è tutto veloce, cioè quindi non vi dovete preoccupare. Nel frattempo che fate questo potete anche cominciare a mettere la pasta. Abbiamo messo quindi la nostra pasta. Incominciamo con il limone. Andiamo a mettere il nostro limone tutto. Munitevi sempre di una cucchiarella, mi raccomando. Arrivati a questo punto potete incominciare a inserire anche il succo di limone. Munitevi sempre di una cucchiarella. Arrivati a questo punto potete inserire i capperi, tenendo conto che quando li avete lavati sicuramente un po' di sale è rimasto. Poi per quanto riguarda il tonno è anche di per sé un po' salato. Voilà. Poi arrivate a questo punto inserite le spezie, ma le spezie devono stare proprio qualche secondo. Questo serve solo per dare un po' di forza. Sony, basta! Non si devono assolutamente bruciare, devono solo cacciare il loro sapore. Arrivate a questo punto, inserite il tonno. Un attimo solo a due mani. Ragazzi, ed il gioco è praticamente fatto. Adesso fate un 3 minuti di cottura, ma anche assai 3 minuti. Ed praticamente dopo cosa fate? Aggiungete un mestolino, anzi 2 bicchieri, munitevi di 2 bicchieri di caffè, ma
quasi quando è cotta la pasta, perché così la pasta ha rilasciato tutto il suo amido. Quindi adesso qui quasi pronto, la pasta rilascia tutto il suo amido e quindi si forma quel sughetto che lega il tutto. Quindi aspettate un poco. Allora ragazzi, ho aggiunto anche qualche pomodorino. Allora, assaggiandolo abbiamo messo un po' di pepe. Adesso potete incominciare a mettere il primo bicchierino di acqua salata, in modo che non si bruci il forno. Il pomodorino in questo caso qua rimarrà praticamente mezzo crudo, quindi perciò io non l'ho messo all'inizio. Potete anche non metterlo, però comunque diamo un pochettino di vivacità, un po' di colore al piatto. Adesso potete sminuzzare, prima che finisce il tempo di cottura della pasta, un altro po' di prezzemolo e un altro po' di prezzemolo solo. Voilà, abbiamo aggiunto un altro po' di prezzemolo. Gustate logicamente, vedete se vi piace. Adesso giriamo la pasta perché fino adesso non l'ho proprio girata. Quindi quando è quasi al dente, mi mancano praticamente 2 minuti, quindi è un servizio che possiamo fare adesso. Quindi vi buttate un po' di succo, prendete la vostra pasta, mettetela direttamente in questo caso qua. Alzate logicamente un po' la fiamma, altrimenti scuoce. Mischiatela prima un po' così, d'accordo? E poi dopo la spadellate un po'. Continuate la cottura per un paio di minuti. Vedete, si crea la salsina. A più tardi. Voilà ragazzi, piatto terminato. Ciao ciao a tutti, alla prossima su tutte le ricette da sballo. Come on, come on.